quest'anno è andato veramente bene, mi sono trovata benissimo, ho trovato un ambiente fantastico, belle persone, e un college che come università ti offriva delle opportunità pazzesche e a livello di basket insomma è tutto un altro mondo, praticamente c'è molta più fisicità, il gioco è molto più veloce, un altro ritmo e niente insomma. Ho trovato una squadra che mi ha dato l'opportunità di giocare, quindi è anche quello che cercavo e niente, ho una super allenatrice, quindi è stata un'esperienza fantastica per me. Sì, c'è Elisa Penna che è anche una mia grande amica, ci avevo giocato insieme a college, poi alla Reyer. Guarda, non l'ho vista tutto l'anno, quindi mi fa molto piacere soprattutto vederla qui in campo con la Nazionale A perché se lo merita. E sì, lei era l'unica che era l'anno scorso in nazionale come Under 20. E adesso sì, fra 3 giorni parto per il raduno con la nazionale Under 20 e poi c'è l'eventuale europeo, che sarebbe molto bello, sì, finire perché sarebbe il mio ultimo anno, quindi mi farebbe veramente piacere fare l'europeo, ecco. Pronti via, questo è uno dei primi impegni legati al cosiddetto Road to Lignano, 1700 presenti qui al forum di Pordenone, direi una grandissima risposta per la nazionale femminile da parte della città di Pordenone e da parte degli appassionati, lo sapevamo. Io volevo ringraziare ovviamente tutto lo staff pordenonese, da Ezio Zuccolo a Titta Peressona, a Cesare Bagnarola, tutti quanti, perché ci sono dati molti da fare e la serata sta venendo molto bene. Bandiere tricolori come vedete alle mie spalle e magliette azzurre per tutti i bambini del mini basket e del settore giovanile, perché comincino ad assaporare il profumo dell'azzurro che in regione poi saprete avremo fino a fine agosto, perché avremo la nazionale a Trieste dal 4 agosto al 30 con anche un torneo e nel mezzo speriamo che dove veramente conta il risultato, speriamo che la nazionale di Pino Sacripanti, l'Under 20 a Legnano Sabbiadoro, ci possa regalare un piccolo grande sogno, che è quello poi di correre fino in fondo, poi quello di sentire l'inno ogni giorno, sempre in prima serata, di sentirlo anche domenica 19 luglio alle ore 21, che vorrebbe dire giocare la finale per il titolo europeo. L'anno scorso con le ragazze di Coach Molino, a cui vanno il nostro in bocca al lupo, Under 20 femminile, che quest'anno sarà a Lanzarote, e gli facciamo ovviamente i nostri migliori auguri. Abbiamo visto anche qualcuna sgambettare dietro nel parquet con la nazionale maggiore, quindi significa che il lavoro fatto a livello giovanile è molto buono e abbiamo ragazze di prospettiva. A loro i nostri migliori in bocca al lupo per la trasferta e per il campionato europeo. A noi speriamo che gli azzurri, gli omologhi Under 20 maschietti riscattino il 10° posto di Creta e ricalchino le orme di Tonut e Ruzziere e di tutti gli altri che hanno portato dall'estremo nord Europa nella stagione precedente a casa la medaglia d'oro. Partiamo con la nazionale azzurra femminile qui a Pordenone, poi avremo la nazionale Under 20 maschile a Lignano Sabbiadoro, poi avremo la nazionale A per un maschile per l'ultimo torneo di preparazione prima degli europei Seniores. Noi saremo nel giorno di Berlino, ma la nazionale A preparerà come ogni anno gli incontri da Trieste, dal Palarubini, da Piazza Unità, quindi nel cuore del nostro capoluogo regionale. Credo che il Friuli Venezia Giulia sia tinto fortemente di azzurro, credo che anche i 1700 di questa sera abbiano capito, con tanto di bandierine tricolori e di magliette azzurre indossate, abbiano capito veramente cosa vuol dire sostenere la nazionale e essere parte di un qualcosa di più grande. E non solo azzurro, qui in Friuli Venezia Giulia, il 24 giugno, giorno di San Giovanni, saremo al CONI a inaugurare, alla sala giunta del CONI con il presidente Malagò, a non inaugurare ma a fare l'ultimo meeting, l'ultima conferenza stampa, l'ultima presentazione dei campionati europei Under 20 di Lignano Sabbiadoro. È proprio il presidente Malagò che ci darà idealmente il via alla nostra manifestazione. Non possiamo che essere estremamente orgogliosi e di questo vorrei ringraziare anche il presidente Petrucci, perché è chiaro che in tutto ciò c'è ovviamente il suo zampino, c'è la sua grande attenzione che ha per il nostro territorio e per il nostro movimento. San Martino di Lupari è diventata la mia seconda casa in questo momento, ho firmato per il 4º anno consecutivo e sono molto felice. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato quest'anno con il 3° posto, frutto di una collaborazione tra me e la società importante, con
stravolgimento del roster rispetto all'anno precedente, che però ha garantito comunque degli ottimi risultati. C'è stata un'annata veramente fantastica, spero non irripetibile, speriamo di poterci ripetere, ma sarà veramente molto dura. Sono contentissimo di essere rimasto a San Martino, di aver confermato il gruppo di italiane. Stiamo cercando di approntare un roster che ci permetta di arrivare ai playoff anche quest'anno, magari lottando tra la sesta e l'ottava posizione, che credo che sia la naturale posizione per una società comunque piccola che ha un budget veramente limitato. C'è Marcella Filippi che è stata con me 3 anni a Udine e adesso ha ripreso a San Martino, ha rifirmato con me altri 2 anni, quindi oramai siamo sposati e sono molto felice che sia arrivata a questo livello, se la sta godendo, anch'io sono molto orgoglioso dei risultati che ha ottenuto. Questa serata è stata una serata veramente indimenticabile, un avvenimento come non veniva da molto tempo. La nazionale femminile contro l'Australia, seconda ranking mondiale, è veramente un evento da tenere in considerazione. Il pubblico ha risposto in maniera molto positiva, in effetti ci sono più di 1700 persone e un palazzetto così gremito si vede molto raramente, anche se devo dire la verità la Serie B porta lo stesso un 1500 e un 2000 persone. Devo ringraziare l'organizzazione, ma devo ringraziare soprattutto le squadre nazionali che hanno voluto darci questa possibilità. Devo ringraziare il presidente regionale Adami, che ha voluto anche lui dare seguito alla mia richiesta per portare giù in federazione a Roma per fare questa amichevole. Devo ringraziare il sistema Rosa Pordenone, che ha dato la sua organizzazione, e il consigliere regionale Tita Peresson, che come sempre è splendido nel suo fare per quanto riguarda il femminile. Grazie ancora a tutti quanti che hanno partecipato a questa magnifica serata. Salve.